che è stato arrestato e messo in carcere l'aggressore del barista del titolare di Corso del Popolo. E l'assessore alla sicurezza del comune di Venezia, Elisabetta Pesce, applaudere l'operazione che a poco più di un mese dalla violenta aggressione con accoltellamento all'imprenditore bengalese ha permesso ai poliziotti della questura di Venezia di scovare, fermare e arrestare l'accoltellatore di 32 anni di nazionalità rumena, residente a Campalto, su cui dal 26 febbraio scorso pendeva l'ordinanza di custodia. Eccolo nel video dell'accoltellamento con il litigio a sangue di fine febbraio scorso. Corso del Popolo, Mestre, sono da poco trascorse le 18:30. L'aggressore, corpo robusto e annebbiato dal tanto troppo alcol in corpo, vuole gli venga servito ancora dell'alcol e non vuole pagare il conto, anzi è lui a pretendere, minacciando, gli venga consegnato del denaro. Per questo estrae il coltello a serramanico tenuto fino a quel momento nascosto dentro una delle maniche della maglia e colpisce i due cugini. È il proprietario Abul Kasam di Tel Santo ad avere la peggio. Arriverà al pronto soccorso con il volto insanguinato per il profondo taglio alla testa. Tarek, il cugino, ferito invece solo di striscio. Questa è l'ennesima comunque testimonianza del lavoro che viene fatto sul territorio per quanto riguarda la sicurezza. Ringrazio la questura.